Strisce pedonali assieme ai suoi genitori, ma viene investito da un'auto condotta da un 69enne, dramma a Piovene Rocchette, bimbo di 3 anni ricoverato in gravi condizioni. Ennesimo grave episodio di violenza nell'area della stazione di Padova, dove è stata drogata e violentata una donna di 55 anni. La Lega invoca il ritorno della zona rossa. I diritti umani di trentini non sono stati violati. A un avvocato c'è un'azione legale, seguirà il suo corso. Le parole del ministro degli esteri del Venezuela a 300 giorni dall'inizio della detenzione. Ufficiale la procedura di licenziamento per i 33 lavoratori della metro di Marghera. Primo sciopero il 16 settembre, presidio dal mattino davanti al punto vendita. Il caso della sexy maestra, atto conclusivo, raggiunto l'accordo sulla fine del rapporto di lavoro tra l'insegnante trevigiano e la scuola materna di Varago, dove lavorava. C'è anche il bellunese nel testamento di Giorgio Armani. Lo stilista scomparso ha individuato il gruppo Essilor Luxottica come possibile acquirente di una quota consistente dell'Armani SPA. A Padova il 9° raduno dell'Associazione Nazionale della Polizia domenica mattina, la sfilata in diretta su Antenna 3 alla presenza del ministro Piantedosi, inaugurata la mostra di uniformi e fotografie storiche. Presentato il progetto di restauro della Morino Lubornischi, opera che Antonio Canobol realizzò nel 1795 e oggi in degrado a causa dell'umidità. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque, l'avete sentito, la cronaca in primo piano. Investito sulle strisce pedonali è grave, ferito nell'incidente un bimbo di 3 anni che stava attraversando la strada con i genitori. Dramma della strada, un bimbo di 4 anni viene investito da un'auto. Sono attimi terribili quelli che si vivono a Piovene Rocchette in via Trento. Secondo una prima ricostruzione della polizia Alto Vicentino, poco prima di mezzogiorno il piccolo avrebbe attraversato con i genitori le strisce pedonali. Per fortuna aveva il caschetto che lo ha protetto, ma la botta con un'auto guidata da un 69enne è stata violenta e le sue condizioni sono apparse sin da subito molto gravi. Immediata la chiamata al 118, i medici del SUEM hanno richiesto subito l'intervento dell'elisoccorso che ha portato il piccolo all'ospedale Borgo Trento di Verona, dove è stato ricoverato in codice rosso. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita, provvidenziale il caschetto indossato. Fortunati anche i genitori che sono rimasti illesi nell'impatto, come pure l'automobilista investitore. Ed un altro grave incidente che coinvolge un bambino è accaduto ad Adria, in provincia di Rovigo, nel pomeriggio. Una bicicletta con a bordo la mamma e il figlio di 7 anni è stata travolta da un'auto. Il bimbo risulta in condizioni disperate all'ospedale. L'incidente è avvenuto lungo la strada regionale 443 e via Peschiera, alle porte del paese. Lunedì prossimo alle 15 nella chiesa di Conco il funerale di Stefano Angonese. Tutta la comunità si sta preparando per l'ultimo saluto al tredicenne. Dopo l'autopsia e il nulla osta per celebrare il funerale di Stefano Angonese, il ragazzino travolto e ucciso da un'auto guidata da un 23enne di Cartigliano, la comunità di Tortima di Lusiana Conco si sta attivando per organizzare una serie di momenti di ricordo di questo bambino tanto amato. Nel punto dove è avvenuta la tragedia, a pochi metri da dove il piccolo viveva con i genitori e il fratello Samuele, c'è un continuo via vai di persone che lasciano un fiore, un pensiero, una macchinina di quelle che tanto amava il tredicenne, appassionato di rally e bicicletta. E proprio lunedì pomeriggio, in occasione del funerale, gli amici di Stefano si stanno attivando per ricordarlo alla grande, come ci ha ricordato l'altro giorno il papà Moreno. Adesso voglio presentare al suo funerale appassionato di rally, portano le macchine di rally. Perché gli piaceva il rally? Rally, petardi e moto. E poi non show con le moto, ma anche arriva. Gli amici vogliono fare. Quindi sarà una gran giornata, dobbiamo vederla così, una grande giornata per Stefano. Ci hanno chiesto permesso se possono sparare dei petardi a onore suo, arrivare con le moto, portare delle macchine a rally. E le macchine a rally abbiamo detto già di sì. Adesso diciamo i petardi sì. Certo. Intanto la sindaca di Lusiana Conco, Antonella Corradina, ha indetto per lunedì 15 settembre, giorno delle esequie di Stefano, lutto cittadino, mentre i compagni di scuola del tredicenne, che avrebbe dovuto iniziare la terza media nel plesso di Conco, stanno preparando disegni, poesie e ricordi da leggere in chiesa per ricordare il loro piccolo amico dal sorriso contagioso e dal cuore grande.
Ed un grave incidente tra un'auto e una moto verso le 14 sulla 13 tra l'uscita di Padova e la zona industriale della città. A rimanere coinvolto gravemente nello schianto un motociclista che è stato trasportato all'ospedale di Padova in codice rosso. Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. E rimaniamo a Padova, ennesimo grave episodio di violenza nell'area della stazione di Padova dove è stata drogata e violentata una donna di 55 anni di origine friulana. La Lega invoca il ritorno della zona rossa. Le ha prima offerto alcune pasticche per poi abusare di lei in uno stabile abbandonato nell'area dello scalo ferroviario della stazione di Padova. È stato fermato e adesso in carcere con l'accusa di violenza sessuale un uomo di 37 anni di nazionalità romena, rintracciato e fermato dagli agenti della Polfer. A denunciare il 37enne era stato lo scorso 1 settembre la sua vittima, una donna di 55 anni di origini friulane, che si era fidata di uno dei due compagni con cui aveva deciso di passare la notte in uno stabile abbandonato. Un episodio di violenza che segue a breve distanza l'aggressione a una donna disabile avvenuta nel piazzale della stazione da parte di una baby gang. Qui la Lega torna a invocare la zona rossa. La verità è che da quando non c'è più la zona rossa gli episodi delinquenziali criminosi sono all'ordine delle sere, non solo del giorno, nel senso che qui purtroppo si reiterano in modo profondamente significativo risse, spaccio, accoltellamenti. La situazione è veramente peggiorata, a dimostrazione che le zone rosse erano uno strumento di presidio e controllo del territorio assolutamente efficace. Un dibattito che resta acceso in città a 3 giorni da lunedì, quando scadrà la seconda zona rossa attiva nell'area dell'Arcella. 300 giorni in cella in Venezuela per il cooperante del Lido Alberto Trentini, mentre continua la mobilitazione per la sua liberazione. In queste ore le parole del ministro degli esteri del paese sudamericano. I diritti umani di Alberto Trentini non sarebbero mai stati violati, questo secondo le parole del ministro degli esteri venezuelano Iván Gil, che in un'intervista alla CNN venezuelana, rilanciata poi in Italia da tutti gli organi di informazione, ha sostenuto di conoscere bene il caso Trentini. Sono ormai 300 giorni però che il nostro connazionale, operatore umanitario, si trova ingiustamente detenuto nel carcere di Caracas, senza alcuna accusa formale. Il senatore del Partito Democratico Andrea Martella, i consiglieri regionali del Veneto per bocca di Vanessa Camani, ma anche Beppe Caccia per l'ONG Mediterranea Serviumas e tantissimi altri uniscono le loro voci per un grido di libertà per Alberto Trentini. Così Giuseppe Giulietti, coordinatore nazionale di Articolo 21, sempre in prima linea. Guardate, io mi permetto di chiedere a tutti di alzare la voce a questo punto. Noi lanceremo una frase da rilanciare su tutti i social. Da 300 giorni in un carcere del Venezuela, non un'ora in più, libertà per Alberto Trentini. La mobilitazione continua nelle prossime ore, l'appello per la liberazione di Alberto arriverà forte anche a Mestre, al Festival della Politica. Ci sarà per l'occasione anche l'attrice Ottavia Piccolo. Io ho deciso dal primo giorno, come voi sapete, di non polemizzare in attesa della liberazione di Alberto Trentini, ma almeno qualcuno ci faccia sapere dal governo qualche cosa, almeno ci dicano quali sono i contatti, se i canali sono aperti, se l'ambasciatore Vignali ritornerà, che cosa sta accadendo, perché quello che io trovo gravissimo, che lui è al buio di un carcere, ma noi siamo al buio di informazione, non si sa nulla, quindi chiunque è autorizzato ad avere il peggiore sospetto. Questo è uno dei pochi casi nei quali far rumore può servire a salvare una vita. La storia di Alberto Trentini è drammatica, è orribile, ha diritto di essere raccontata, accompagnata e sostenuta tanto quanto tutte le altre battaglie civili che in questi giorni tutti noi da cittadini viviamo ancora prima che da uomini di cinema. È arrivata la procedura formale di licenziamento dei dipendenti della metro di Marghera. I lavoratori già in stato di agitazione hanno indetto una prima giornata di sciopero e presidio martedì 16 settembre. Stamattina è arrivata l'ufficialità dei 33 licenziamenti alla metro di Venezia Marghera. Hanno deciso, ahimè, di chiudere
Adesso vedremo la discussione come si svilupperà, abbiamo già fatto le richieste di incontro e vedremo cosa succederà. 33 lettere di licenziamento sono state recapitate ai dipendenti della metro di Marghera e dopo l'apertura dello stato di agitazione indetta quando la notizia era trapelata da Milano, i sindacati hanno già proclamato una prima giornata di sciopero per martedì 16 settembre con un presidio davanti al punto vendita a partire dalle 9:30 del mattino. Voi avete contatti con l'azienda, cioè ci sono ancora i margini perché si rientri da questa decisione? Sì, c'è una trattativa, diciamo così, nazionale e globale sulla discussione che adesso prenderà il volo anche sul veneziano per discutere proprio dei 33 licenziamenti previsti a Marghera. Non c'è alternativa al licenziamento oppure è stato anche proposto il trasferimento in qualche altra sede? Ma adesso la discussione è appena stata aperta, diciamo così, a livello nazionale, ma dovrà entrare nel vivo anche a livello locale proprio per il fatto che è arrivata stamattina l'ufficialità. Ci sono margini di trattativa? Noi lo speriamo, adesso lo scopriremo. In un'interrogazione ai ministri del lavoro e delle imprese e del Made in Italy, il senatore Andrea Martella del Partito Democratico ha chiesto quali iniziative intenda assumere il governo per scongiurare la chiusura del punto vendita e per salvaguardare i lavoratori. Sono lavoratori per lo più anziani, tra virgolette, nel senso che dovrebbero andare in pensione gran parte di loro tra 6-7 anni. C'è anche qualche persona giovane che pensava veramente di aver trovato il posto della vita e invece purtroppo si ritrovano adesso con questa doccia fredda e con questa problematica che vedremo come risolvere. Altre interrogazioni sono state presentate alla Camera dai deputati Dem Maria Cecilia Guerra e Arturo Scotto. Chiedendo a Metro di fare un passo indietro su questa scelta, il segretario della Filcams CGIL di Venezia, Andrea Porpiglia, ha rilevato come il territorio veneziano abbia bisogno di investimenti lungimiranti come argine alla fragilità e alla frammentazione del suo tessuto economico. Ed ora nel Trevigiano con la vicenda della sexy maestra è stato infatti raggiunto l'accordo tra l'insegnante e la scuola materna di Varago dove lavorava. Il riserbo su clausole, condizioni, trattamento economico e massimo, le bocche cucite. Quello che è certo è che è stato raggiunto un accordo tra le parti dopo mesi in cui la storia di Elena Maraga, per tutti la sexy maestra, da Varago ha fatto il giro d'Italia, sollevando un dibattito quasi senza precedenti. A comunicare che le strade si sono definitivamente separate è una nota della scuola materna Maria Monti, poche righe per dire che l'accordo raggiunto riguarda il rapporto di lavoro cessato nel mese di aprile scorso, poco dopo quindi l'esplosione del caso. La vicenda è arcinota. Elena Maraga è una maestra d'asilo particolarmente apprezzata da bimbi e genitori che nella sua vita privata decide a un certo punto di aprire un profilo con scatti osè su OnlyFans, portale online chiuso e a pagamento. Qualcuno, pare un genitore che evidentemente si è iscritto al suo canale, segnala la cosa, da lì l'effetto domino, la classica tempesta perfetta. Tutto ruota attorno a un interrogativo: è compatibile il ruolo di maestra in una scuola paritaria cattolica con quello di performer hot su una piattaforma a pagamento? Mentre l'Italia si divide, non senza picchi di finto moralismo, la partita riguarda il rapporto di lavoro. Maraga da un lato, la scuola di Varago dall'altro. Il braccio di ferro dura mesi, alla fine l'epilogo di questi giorni con l'ente parrocchiale che ribadisce di non aver mai rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla vicenda, né alcun commento che possa aver messo in discussione l'operato della signora Maraga all'interno dell'istituto scolastico. L'avvocato della scuola, Lucia Riedi, non vuole aggiungere altro. La stessa Maraga fa sapere che non intende rilasciare dichiarazioni a riguardo. D'ora in poi per me è chiusa qui l'unico commento. Caso davvero chiuso? Dal punto di vista giuslavoristico pare proprio di sì, ma della sexy maestra che in questi mesi ha accumulato decine di migliaia di follower si continuerà sicuramente a parlare. C'è anche il bellunese nel testamento di Giorgio Armani. Lo stilista ha individuato il gruppo Essilor Luxottica come possibile acquirente di una quota consistente della Armani SPA. C'è anche Essilor Luxottica, il gruppo leader mondiale dell'occhialeria nato ad Agordo, tra i possibili futuri proprietari delle quote del gruppo Armani. È scritto nero su bianco nel testamento di Giorgio Armani, che ha tracciato le linee guida che porteranno entro i prossimi 18 mesi a delineare il nuovo quadro dei proprietari della società. Entro questo lasso di tempo, si legge nel testamento, il 15% delle quote della fondazione dovrà essere ceduto in via prioritaria ad uno tra gruppo
LVMH, gruppo Essilor-Luxottica, gruppo L'Oreal o ad altre società o gruppo societario della stessa individuato con l'accordo di Leo Dell'Orco. La notizia ha fatto il botto e l'eco ha sconfinato ben oltre i confini dell'Agordino, da cui non si fa attendere la risposta dai vertici di Essilor-Luxottica. Siamo orgogliosi della stima che il signor Armani ha voluto riporre nel nostro gruppo e nel nostro management. Valuteremo con attenzione questa prospettiva evolutiva che merita un'attenta riflessione alla luce dei profondi rapporti che già legano i due gruppi, si legge in una nota inviata all'ANSA. Il piano successorio di Armani SPA, azienda da quasi 2,5 miliardi di fatturato nel 2024, è dettagliato anche nel prosieguo. Dopo la prima cessione, infatti, la fondazione dovrà vendere allo stesso acquirente del 15% un'ulteriore quota compresa fra il 30 e il 54% entro 5 anni. In alternativa è prevista la quotazione in borsa tra i 5 e gli 8 anni. Giorgio Armani ha inoltre disposto la suddivisione della sua partecipazione personale in Essilor-Luxottica, che ammonta quasi al 2% delle azioni, tra familiari e collaboratori storici, tra cui l'ex braccio destro e compagno Pantaleo Dell'Orco. Si apre a Padova il 9° raduno dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato ANPS. Domenica la sfilata alla presenza del ministro Piantedosi e del capo della Polizia Pisani. A Palazzo Angeli in Prato della Valle inaugurata la mostra di uniformi e fotografie storiche. È la storia d'Italia raccontata attraverso le uniformi della Polizia di Stato, quella che sarà ospitata fino a domenica a Palazzo Angeli in Prato della Valle nella 3 giorni del 9° raduno nazionale dell'ANPS. Dal 1852 fino ai giorni nostri le divise indossate dai poliziotti, allora guardie di pubblica sicurezza, spiegano l'evoluzione di un corpo rimasto fedele a se stesso. Il nostro motto è esserci sempre, quindi una polizia calata anche nel sociale, nell'aiuto. Qui in Veneto durante gli anni dell'alluvione il nostro reparto mobile, il secondo reparto Cedere, sono stati i primi a soccorrere sui territori alluvionati ed allagati i cittadini. Ogni divisa rappresenta una persona in carne e ossa, ma dentro quella divisa, oltre a quella persona, c'è veramente una famiglia, una moglie, dei figli. I colori delle divise parlano, il grigio-verde, uno dei simboli della polizia, parlano anche i fregi, ecco quello con l'aquila, con torre turrita e il simbolo RI della Repubblica Italiana che dal 1948 simboleggia l'appartenenza alla polizia. Una polizia che si racconta anche attraverso le varie specialità, come spiega Flavio Bellon della NPS. La Polizia di Stato ha sempre avuto delle specialità in cui ha creduto una specifica attitudine a gestire determinate ambiti della società, quindi la stradale, la frontiera e la marittima. Come si suol dire, la famosa Paperino, perché oramai nel pensiero collettivo di tutti il marinaio è vestito in questo modo. Simbolica questa divisa perché prima della protezione civile era la polizia a occuparsi del soccorso pubblico. Tutte le calamità, tutto quello che era la sicurezza per quanto riguarda alluvioni e quant'altro veniva gestita direttamente dalla pubblica sicurezza. Questo è una guardia di PS in una tenuta da soccorso pubblico. L'ultima stanza è dedicata agli anni 70, ma un passo a ritroso merita di essere fatto al 1959. In polizia nel 59 viene istituito il corpo di polizia femminile, composto da assistenti e da ispettrici di polizia femminile, con il compito di seguire le attuali fasce deboli, quindi minori, orfani e problematiche familiari. Quindi un valore aggiunto per quegli anni e anche un'innovazione. La mostra resterà aperta fino alle 14 di domenica 14 settembre, il giorno della sfilata conclusiva del 9° raduno nazionale dell'NPS, che sarà trasmessa in diretta a partire dalle 10 del mattino su Antenna 3, emittente del network Media Nord-Est. Domenica sera poi andrà in onda il concerto della banda della polizia che si terrà al Teatro Verdi. Presentato il progetto di restauro dell'Amorino Lubormischi, opera che Antonio Canova realizzò nel 1795 e oggi in degrado a causa dell'umidità.
Il destino dell'Amorino Lubomirski, delicato gesso realizzato da Antonio Canova nel 1785, è legato indissolubilmente alla mostra sulla Maddalena e la Croce che chiude in questi giorni a Treviso. Grazie al prestito della commovente Maddalena giacente da parte della Gipsoteca di Possagno, i musei civici hanno garantito come contropartita il restauro del gesso. L'opera fu commissionata dalla principessa polacca Elżbieta Lubomirska e raffigura il nipotino Henryk. Si tratta di uno tra i più ammirati ritratti allegorici dello scultore e riscosse immediato apprezzamento. Canova, che inizialmente titubante perché non era così avvezzo al ritratto, però poi decide di accettare la commissione, quindi da qui il lavoro per arrivare a un marmo meraviglioso che oggi è conservato in Polonia e appunto presso il nostro museo custodiamo il gesso. Sappiamo che poi Canova ritorna sullo stesso soggetto varie volte, altre 4 volte. L'ultimo marmo è custodito oggi a San Pietroburgo all'Ermitage. Il gesso subirà un importante restauro sia per i danni subiti nella Prima Guerra Mondiale sia per l'umidità che ne sta minando l'integrità. Inizieremo con una prima fase diagnostica, quindi volta a rilevare i sali che sono il motivo del degrado e poi, una volta capito di quali sali stiamo parlando, andare a fare degli impacchi per toglierli e poi fare un restauro per consolidare, sanare appunto l'opera stessa. Il restauro verrà condotto dalla ditta Passerella di Padova sotto la supervisione scientifica della Gipsoteca e della Soprintendenza e si prevede che i lavori, parzialmente coperti dal Comune di Treviso, possano concludersi entro i prossimi mesi. A fronte del prestito che ci è stato fatto, invece di pagare le cosiddette fee, cioè quella quota che solitamente i musei chiedono, sta realizzato sostenuto da parte del Comune di Treviso il restauro di questo Amorino di Canova, quindi un'operazione veramente molto virtuosa. Progetti di collaborazione stretti da lungo tempo, quelli tra i due enti trevigiani, oggi più che mai in sinergia. La collaborazione tra Treviso e Possagno è qualcosa che c'è da tempo e si consolida sempre di più. Qui in questo caso ce l'abbiamo in un circolo virtuoso che va dalla valorizzazione, quindi con il prestito della Maddalena, alla conservazione, quindi con il restauro del nostro Amorino Lubomirski. Ed è tutto, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.